Ciao a tutti, amici tifosi del Napoli. Sono qui per raccontarvi le principali novità del Napoli di oggi. Oggi abbiamo alcune notizie fantastiche che non possiamo fare a meno di condividere. Iniziamo con il mercato, che sembra essere in pieno fermento. Sono arrivate conferme su alcuni rinforzi davvero interessanti e possiamo dire che il Napoli non sta risparmiando sforzi per costruire una rosa competitiva. I nomi che circolano sono promettenti e con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte al timone possiamo aspettarci colpi da maestro. L'obiettivo è chiaro, puntare in alto e lottare per il vertice, ma non è tutto. Sul fronte infortuni ci sono buone notizie. Alcuni giocatori stanno recuperando e potrebbero tornare a disposizione molto presto. La loro presenza è fondamentale e il loro rientro darebbe una marcia in più alla nostra squadra in vista delle prossime sfide. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli. È ufficialmente del Napoli. Benvenuto in azzurro. Ragazzi, è arrivata l'ufficialità che stavamo aspettando. Simone Scuffé è un nuovo giocatore del Napoli e chi meglio di Aurelio De Laurentiis poteva dare l'annuncio. Con il suo solito tweet, semplice e diretto, il presidente ha detto: Benvenuto Simone. E allora, benvenuto davvero. Il portiere è sbarcato a Napoli il 6 gennaio, ha fatto le visite mediche e oggi ha messo nero su bianco. La formula? Prestito secco di 6 mesi, quindi sarà lui a fare il vice di Alex Mere, ma non dimentichiamo che i due si conoscono bene, entrambi cresciuti nell'Udinese, entrambi con una bella gavetta alle spalle. Simone Scuffet era uno di quei talenti che promettevano tantissimo qualche anno fa, ricordate? Un portiere che sembrava destinato a diventare un top. Adesso, dopo una carriera con qualche alti e bassi, torna in una piazza calda come Napoli. Nell'ultima stagione col Cagliari ha fatto 13 presenze e l'ultima l'ha giocata a Monza. Ora starà a lui farsi trovare pronto ogni volta che Antonio Conte lo chiamerà in causa. E mentre Scuffet arriva sotto il Vesuvio, Elia Caprile fa il percorso inverso, va al Cagliari. Il giovane portiere, che da noi ha avuto poco spazio, ritrova il suo vecchio mister Nicola, con cui aveva lavorato a Empoli. La formula? Prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni. Adesso vediamo se i sardi decideranno di puntare su di lui anche in futuro. Che ne pensate, tifosi? Vi convince questo scambio? Scuffet sarà l'alternativa giusta a Meret? E soprattutto, secondo voi Caprile farà bene al Cagliari e tornerà più forte? Fateci sapere cosa ne pensate, ragazzi, perché qui si parla di rinforzi importanti per la squadra e ogni dettaglio conta. Parlando di rinforzi, Bargigia sgancia la bomba. Il Napoli ha offerto 40 milioni per Frattesi. Amici azzurri, qui si fa sul serio. Il Napoli non sta scherzando e, secondo Paolo Bargigia, avrebbe messo sul piatto una cifra monstre, ben 40 milioni di euro per portare Davide Frattesi sotto al Vesuvio, una cifra da capogiro, ma che dimostra quanto De Laurentiis e Conte abbiano voglia di rinforzare la squadra per puntare in alto. Sapete com'è Antonio Conte? Per lui servono giocatori con fame, grinta e che sanno buttarsi in avanti. E Frattesi è proprio quel tipo di centrocampista. Non solo ha tecnica e corsa, ma è anche uno che ci sa fare in zona gol. Un elemento che manca un po' nella nostra mediana. Diciamocelo. Con uno come lui avremo un'arma in più per sorprendere le difese avversarie. Però c'è un problema, ragazzi. Pare che Frattesi non sia convintissimo del trasferimento. Forse perché non vuole lasciare l'Inter, anche se lì fatica a trovare spazio. E diciamolo, chi gli farebbe concorrenza? Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Non è facile ritagliarsi un posto. Napoli invece gli garantirebbe più minutaggio e un ruolo centrale. Secondo voi cosa lo frena? Con questa offerta il Napoli dimostra che non vuole accontentarsi. Oltre a un centrocampista, si cerca anche un difensore centrale. Frattesi sarebbe il nome giusto per completare una squadra che vuole dominare in Serie A e in Europa. Bargigia parla di trattative in corso, ma la decisione finale spetta al giocatore. E voi, cosa ne pensate? Frattesi vale davvero 40 milioni? Vi piacerebbe vederlo con la maglia azzurra? E soprattutto, se fossi in lui, accettereste di venire a Napoli o restereste all'Inter? Chiariamoci le idee, ragazzi. Mentre discutiamo di Frattesi, un'altra trattativa sta prendendo piede. La notizia di Cesare Casadei al Napoli sta prendendo sempre più forma e sembra proprio che gli azzurri vogliano chiudere in fretta per evitare brutte sorprese. Parliamo di un centrocampista giovane, classe 2003, con un futuro luminoso davanti, cresciuto nell'Inter, esploso nelle giovanili della nazionale italiana e ora al Chelsea, dove ha fatto vedere di che pasta è fatto. Il Napoli sta sfruttando i buoni rapporti con il Chelsea, costruiti già quest'estate quando Manna aveva messo gli occhi sul ragazzo.
Stavolta però il club partenopeo è deciso a mettere il piede sull'acceleratore e piazzare il colpo prima che Torino o Lazio tornino alla carica. E poi c'è Stellini. Il vice di Conte stravede per Casadei, avendolo visto crescere ai tempi dell'Inter. Secondo lui il ragazzo ha tutto per sfondare: fisico, visione di gioco, inserimenti in area e anche ottime qualità difensive. In pratica sarebbe perfetto per dare freschezza e profondità al centrocampo del Napoli, già ben coperto da gente come Anguissa e Lobotka. Adesso però tocca a voi. Casadei è il profilo giusto per gli azzurri? Lo vedete come un titolare futuro o pensate che serva ancora un po' di esperienza in mezzo al campo? Diteci la vostra. Ragazzi, che vi avevo detto? Il Napoli non si ferma mai e adesso salta fuori questa bomba di mercato. Casadei e Paiero, due colpi per rinforzare il centrocampo. Pedullà ce l'ha appena sganciata sui social e noi siamo qui a fare i conti con questa possibilità incredibile. Allora, andiamo con ordine. Cesare Casadei, classe 2003, ormai lo conosciamo bene, ex Inter, attualmente al Chelsea, talento puro e fame di tornare in Italia. Già si dice che Stellini lo vuole a tutti i costi per inserirlo negli schemi di Conte. E poi c'è Martin Paiero, un profilo che spunta fuori da circa una settimana. Parliamo di un centrocampista argentino, classe 1998, con caratteristiche diverse, più esperienza, un mix di fisicità e tecnica, insomma uno che sa come stare in mezzo al campo. Ora, Pedullà l'ha detto chiaro, non è detto che l'uno escluda l'altro, si parla di un possibile doppio colpo che farebbe esplodere l'entusiasmo dei tifosi e darebbe al Napoli un centrocampo giovane, fresco e con tanta qualità. E poi, con Folorunsho, ormai destinato alla Fiorentina, c'è bisogno di rinforzi immediati. Ma voi che dite? Vi piace l'idea del doppio colpo Casadei-Paiero o puntereste tutto su uno dei due? Secondo voi chi dei due potrebbe essere più decisivo da subito? E ancora, con Anguissa, Lobotka già titolari, c'è spazio per entrambi o rischiano di fare solo panchina? Fatevi sentire, ragazzi, il mercato del Napoli è in pieno fermento e qui ogni opinione conta. Ragazzi, finalmente ci siamo. Luis Asa è del Napoli. La notizia arriva da Sky Sport e pare proprio che il giovane talento classe 2004 sia in viaggio verso Napoli per le visite mediche, un altro colpo che guarda al futuro, ma con un occhio anche al presente. Allora, chi è questo Asa? Parliamo di un centrocampista duttile, uno che può giocare in mezzo ma anche più largo, perfino come ala destra. Cresciuto nella Juventus, ha fatto esperienza con la Next Gen e quest'anno era a Lecce, dove ha giocato poco, una sola presenza in Coppa Italia. Ma attenzione, è stato uno dei protagonisti del trionfo dell'Italia Under 19 agli Europei a Malta, un campioncino insomma. E sapete chi l'ha voluto a tutti i costi? Giovanni Manna, il nostro direttore sportivo, che già lo conosce bene dai tempi della Juve. Insomma, si tratta di un investimento per il futuro, ma chissà, magari con Conte potrebbe trovare spazio anche prima del previsto. Ora parliamo noi. Che ne pensate di questo acquisto? Vi piace l'idea di puntare su un giovane come Asa? Secondo voi avrà spazio in prima squadra o finirà per crescere con la primavera? E soprattutto, questi colpi di prospettiva vi entusiasmano o preferireste più nomi pronti per il presente? Diteci la vostra, che qui l'entusiasmo è alle stelle, ma vogliamo sentire la voce del popolo azzurro. A questo proposito, ragazzi, facciamo il punto su questa situazione degli infortunati in vista di Napoli-Verona, perché arrivano notizie importanti per Conte e per tutti noi tifosi. Dopo il 3-0 spettacolare rifilato alla Fiorentina, ci sono buone possibilità di vedere qualche volto importante recuperato per la prossima sfida. Ma andiamo con ordine. Politano, rientro imminente. Buone notizie per il nostro esterno destro. Politano potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo tra domani e giovedì. Se tutto va liscio, potrebbe essere convocato già per la sfida contro l'Hellas. Conte non lo forzerà, ma il ragazzo ha voglia di tornare subito protagonista e di riprendersi quella fascia dove ultimamente si sono alternati con successo Lindstrom e Lozano. Kvaratskhelia. Cauto ottimismo. Anche per il nostro Georgian Express ci sono segnali positivi. Kvara sta recuperando bene, ma il suo impiego dal primo minuto resta in dubbio. Potrebbe partire dalla panchina per non correre rischi, soprattutto con un David Neres così in forma. Il brasiliano ha dimostrato contro la Fiorentina di poter essere devastante e Conte potrebbe decidere di dare continuità al suo momento magico. Che dite, ragazzi? Neres titolare meritatissimo o Kvara insostituibile appena sta bene? Olivera. Recupero lampo?
Qui la situazione è più delicata. Mattias Olivera è ormai un titolare fisso e Conte non vuole rinunciare al suo dinamismo sulla fascia sinistra. Si sta provando un recupero lampo, ma non è detto che sia pronto per giocare tutti i 90 minuti. In caso di forfait si potrebbe adattare Spinazzola, che ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa, ma la mancanza di Buongiorno rende tutto più complicato. Serve equilibrio in difesa e Olivera è un pezzo fondamentale. Buongiorno, ancora ai box. Per il difensore centrale niente da fare. Buongiorno resta indisponibile e questo obbligherà Conte a fare scelte attente per non sbilanciare la retroguardia. Probabile conferma per Juan Jesus e Ramani, che stanno formando un'intesa sempre migliore. Che ne pensate, ragazzi? Rischiereste Politano e Kvara subito o dareste ancora spazio ai sostituti che stanno facendo bene? E in difesa? Spinazzola può essere un'opzione valida a sinistra o serve un Olivera anche a mezzo servizio? Siamo pronti a dominare il Verona o bisogna aspettarsi una partita complicata anche con queste assenze? Ci vediamo più tardi, tifosi. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di restare sintonizzati per ulteriori informazioni. Forza Napoli sempre e tutto per lei.